Benvenuti a Talenti, è il terzo appuntamento dopo Mario Vielmo e Beppi De Marzi. Come avrete capito dalle immagini che ci hanno introdotto, abbiamo un campione, anzi una leggenda del motociclismo. Benvenuto a Franco Picco, grazie della disponibilità. Ciao, grazie a tutti. Buonasera. Un saluto a chi è presente, e sono tanti quelli che hanno voluto incontrarti e stare per un'oretta e mezza insieme con te. Molti ci seguono da casa, noi siamo nella sede della Fondazione Studi Universitari. Ringraziamo, questa volta è venuto a trovarci anche il presidente Adamo Dalla Fontana, con il quale avete incrociato le moto quando eravate molto giovani e la TV al tempo era ancora in bianco e nero, che significa che qualche decennio fa. Ho detto leggenda e non ho detto a caso, anche perché a tutto titolo tu sei legend, perché la Federazione Motociclistica qualche anno fa ti ha proprio premiato mentre sei ancora in attività come leggenda del rallyismo motociclistico. È stato quando? Qualche anno fa? 4 o 5 anni fa sì, a Jerez, ma dico così perché so che prima avevano premiato, per dirti, Giacomo Agostini, avevano premiato legend in ogni settore e via, e così quando mi hanno chiamato ti avremmo designato come legend nel discorso dei rally africani, ma dico, io sono ancora in attività. Beh, dice, il marchio te lo diamo lo stesso, legend e via, e dopo l'hanno fatto anche degli altri piloti che comunque io forse fra quelli prescelti ho fatto ancora delle annate, le ultime annate le ho fatte correndo, adesso sto piano piano smettendo adesso, un po' hanno messo il limite d'età. Sì, lo dici perché insomma, c'è la tua famiglia qua, dici fa lei che smetto, ma tanto non ti crede praticamente nessuno. Sarebbe troppo facile parlare delle ultime cose, va detto peraltro che Franco ha corso l'ultima Dakar alla onorevole età di 67 anni, quindi insomma sì, già questo rappresenta un record. E sarebbe troppo facile parlare di quei successi, cioè del fatto di un record anagrafico. A me piace attraversare l'intera tua avventura motociclistica partendo dagli inizi, ne abbiamo parlato in diverse occasioni. Mi soffermerei sulle prime moto. Mi raccontavi una NSU 2 marce, un Mival 3 marce, poi un ceccato 100. Quando Adamo passava con il suo Italjet cinquantino, il cinquantino Italjet, io là che, wow, ma che spettacolo. E io con l'officina del mio papà avevamo recuperato un NSU 50, forse è stata proprio la prima mezzo che utilizzavo andare sulle stradine, adesso sapete Montemezzo,
Buona parte sono vicentini come Sì, no, ma siamo per io e dire te, per cui Montemezzo c'erano solo delle strade bianche sopra il cimitero più avanti, sopra la chiesa, e per andare a Sovizzo c'era tutta una stradina bianca che passava in mezzo ai vigneti. E io mi giravo là con l'NSU 50. Adesso lì è tutta una vera zona residenziale, no? Sicuramente non si può più fare quelle cose. Io ho cominciato a quei tempi lì con quelle cose. NSU Sì. 2 marce, poi Mival 3 marce, il Ceccato 100, ma poi raccontaci di questo Simonini 125 che con tuo papà avete comprato in scatola di montaggio e avete montato in officina, è così? No, era commercialmente l'azienda, una delle prime così, e c'era quella serie, ce n'erano tante case italiane in quegli anni, tutti che montavano il motore Sachs, per chi si ricorda. E quindi c'era varie scelte. Ho scelto il Simonini perché lo vendevano in scatole di montaggio per cercare anche lì di risparmiare, mi ricordo era 418.000 lire. E l'avete montato a casa, il massimo che abbiamo fatto quelli della nostra generazione Siamo è il Meccano, forse lo ricorderà qualcuno, ecco. Voi invece avete montato la moto, sì, 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 sì. Beh, era abbastanza semplice, Ah, una beh, moto per da carità. cross, Sì, sì, è effettivamente poche semplicissimo. cose. No, nel senso una moto da cross non è come, beh, quelli da adesso sono sicuramente molto più complicate con tutta la parte elettrica, l'elettronica e tutto, ma una moto da cross di quei tempi era effettivamente, mi ricordo che la utilizzavamo per andare a fare le prime corse e con mio papà avevamo comprato un'Appia, quella con le porte, Oh, una controvento e sì, l'altra a esatto. favore, quindi aprendo le porte c'era per entrare e avevamo, togliendo il sedile Sedile. posteriore e anche lo schienale, infilivamo dentro la moto e toglievamo via la ruota davanti, infilavamo dentro la moto, fatto un cavalletto apposta per sopportarla e andavamo a fare le gare di motocross. Quindi tempi sicuramente. Ascolta, il motocross è quella che ti consacra, è Sì, l'attività l'inizio, Però l'inizio. prima hai fatto le gincane dei paesi, di la verità. Beh, il motocross sì, è cominciato, cioè, lo vedevo, mi ricordo, andavo a vedere la gara a Priabona, mi ricordo di essere andato a vedere una gara un internazionale sul bagnato, mi ricordo c'erano degli stranieri, c'erano con le moto, là, con il BSA, con le Husqvarna e con le BSA quattro tempi. E per poter utilizzare o fare qualcosa avevo la possibilità, ho avuto il favore di avere nella sagra di Val di Molino, c'era la gincana, che c'era il famoso Gastone Giaroio della Fiamma, che con un Vespino facevano le gincane, perché subito ne avevano inventate gincane con i birilli, con adesso sul prato. E invece lì con un altro invece appassionato che era componente delle Fiamme Oro, Spinato lì a Val di Molino, invece aveva preso quella moto da cross e aveva organizzato sul campo, là di fronte alla chiesa di Val di Molino, la gincana ma utilizzando una moto da cross. E da lì ho cominciato utilizzando questo, il Mival e il Ceccato 100. Peraltro va detto che al tempo piste da motocross ce n'erano, Sì. adesso Val di Molino, Sovizio Colle, Ogni, davanti a casa ogni, tua ogni, a Peschiera dei sì, Muzzi, Peschiera dei Muzzi, tra virgolette, ce l'abbiamo ancora, sì. La perché beh, c'è utilizzate stata una certa poco, procedura. la utilizzate No, poco. beh, il poco, l'autorizzazione è 2-3 eventi L'anno. all'anno e via per non creare disturbo, e per poterla tenere, cioè facendo così limitata, fatta organizzata bene, un percorso omologato, quindi rimane per non dover riomologarla ogni volta. Quando invece all'inizio si faceva una sagra, bisognava, man mano che sono arrivate le procedure di sicurezza, bisognava omologare il percorso, fare la gara e a lunedì si toglieva tutto. Quando c'era da rifare la sagra, bisognava ripresentare, L'autorizzazione, i chiedere le permessi. autorizzazioni, ripresentare il progetto e tutto. A questo punto invece lì a Peschiera è stato scelto con il comitato, diciamo, della sagra di tenere il percorso, però si utilizza solo la sagra e uno o due allenamenti collettivi organizzati durante l'anno. Non è vero. Però tutte le altre piste invece c'era Val di Molino, ma c'era Cornedo, c'era Castelgomberto, Requaro.
Requaro, la pista di Requaro c'è rimasta, ma dico quelle altre che stavo dicendo adesso erano le sagre paesane a Spagnago, c'erano le sagre paesane, quindi c'era quasi il campionato delle sagre che A proposito era di, tutto più semplice, meno autorizzazioni, ci voleva lì l'ambulanza forse per sicurezza, ma c'era molte meno procedure, meno responsabilità. a proposito di campionati, tu ti affermi il campionato italiano di cross con la Villa. Beh, diciamo, ho cominciato col Simonini, dopo ho avuto l'aiuto da... Possiamo col vedere mo- anche delle foto che ritraggono un Franco Pico molto più giovane, nelle prime esperienze e nei primi successi che ha conseguito nelle gare di motocross. di Scusa. motocross. Perché no, diciamo, se parlavo dei motocross, io ho avuto l'aiuto, ero iscritto col Motoclub Cornedo e mi ha dato una mano Giordano Battilana, che dopo è morto in moto, con la moto da cross proprio lì in paese. Però con lui ho comprato l'Ancillotti l'anno dopo. E con quello, con l'Ancillotti, anche lì con varie stranezze, diciamo, ho vinto il campionato triveneto e ho cominciato a fare le gare dell'italiano, di cui alla prima prova a Polcanto ho vinto la gara, ma anche lì c'è stata una fortuna di avere, in due parole veloci, per prepararmi alla gara che era la prima finale del campionato italiano a Polcanto di cadetti. Io avevo l'Ancilotti che avevo fatto la gara di Fara dove avevo vinta, avevo fatto un'altra gara forse Mason che avevo vinta e dopo, prima di presentarmi alla prima finale che era, fa conto, a giugno del 74, e ho detto in officina metto a posto, gli do un'occhiata, cerco di migliorare. Sul pistone c'era una gabbietta che è sullo spinotto del pistone collegato alla biella, una gabbietta che mi sembrava avesse un po' di gioco. Io avevo cominciato intanto a fare il Rossi e all'ora di pausa del panino avevamo il gruppetto di motociclisti e lì a discutere cosa fare. Sì, beh, guarda che se c'è gioco metti in prova, cambia, metti una gabbietta, se non è rovinata, via. Nel cassettino dell'officina di mio papà, Mario Pico, ho trovato una gabbietta che era quella della Vespa 125, che era le stesse dimensioni, diciamo, di misura esterno, interno e larghezza. Aveva la struttura diversa, però io quando l'ho provata l'ho vista bella, bella piena, ho tolto tutto questo gioco che mi sembrava, dico, di aver fatto l'innovazione e la sicurezza per andare a farmi la gara, e ho messo su questa gabbietta della Vespa. Sono andato a Polcanto il sabato e lì siamo andati insieme con il gruppo, col camion Magazine, in 4-5 piloti, si cercava di fare il gruppo per andare a fare una trasferta così lunga. E arriviamo lì il sabato, comincio a fare le prove, dopo 2-3 giri, si è rotto il motore, la gabbietta e via. E allora da lì comincia a chiamare fra Giordano se collegavamo con il concessionario Ancillotti che era lì vicino, perché era la ditta Ancillotti era toscana, quindi eravamo lì a Polcanto vicino Firenze. Siamo riusciti a trovare il ricambio, era pistone e cilindro che si era automaticamente proprio distrutto. Arrivano lì a domenica mattina col cilindro e il pistone, facciamo per montarlo nel motore, nella biella, e c'era anche l'occhio della biella che era rovinato, non scorreva più bene, perché nella rottura non si era rotto solo il pistone e il pistone e il cilindro, la biella aveva preso un po' una stretta e non girava più bene. Allora lì, sempre con l'amico, era l'amico quello delle gomme, dai che ti chiediamo un aiuto, e se per caso l'Ancillotti, che c'era la squadra ufficiale Ancillotti con i piloti ufficiali, e se per caso hanno dei ricambi, allora sotto la spinta del concessionario puoi prestarci un basamento motore? Noi abbiamo già cilindro, pistone, tutto buono, però la biella gli abbiamo spiegato il problema. Allora Ancillotti, il padrone, mi dice: guarda, lì di fianco c'è
la moto, il muletto di un pilota suo senza cilindro e pistone. Era la moto smontata, aveva la moto, cioè, telaio, ruote e tutto, però il motore senza la parte termica. Togliti questo basamento. Lì altro colpo di genio. Ma invece di togliere quel basamento per metterlo di qua, perché non mettiamo cilindro e pistone su quella moto lì? E lì era una moto ufficiale in quegli anni lì, io mi ricordo, parlando di 2 misure, vedo qua molti tecnici delle moto. Io avevo la moto di serie che aveva la forcella Ceriani da 32. Quel muletto lì, demolito perché era il muletto, diciamo, del pilota ufficiale, aveva la forcella da 35, gli ammortizzatori già avanzati. Dico, e infatti quando abbiamo montato quindi con quella moto, cioè con 2 moto, con la mia, i pezzi della mia, abbiamo completato questa moto. Sulla pista, mi ricordo, la parte dietro c'era una discesa da mista, poi c'era un discesone con un salto e dopo l'ultimo pezzo per venire fuori. Quando venivo giù con la mia moto, su quel salto lì dovevo calare l'acceleratore e lì sentire il colpo, diciamo, per fare questo salto. Vengo giù, cioè faccio il giro, quindi domenica mattina con questa moto ufficiale, faccio il salto, mi ero preparato con le stesse sensazioni, no, dico, bello, miseria, come va bene. Il giro dopo, tranquillo, il giro dopo addirittura accelerando, uno spettacolo. Insomma, pronti via la gara, ho vinto la gara e quindi ho vinto anche prima. E mi ricordo un'altra piccolezza, ma che è bellissimo raccontarla. Quando abbiamo montato tutto, su quella moto lì, prima di partire, la moto era scarburata. Allora lì il padrone degli Ancillotti dice, sì, lì il carburatore non è un po' consumato, però dai, ti do una regolata, ce la fai. L'ha scarburato, però ce l'ho fatta. Finita la prima batteria, che ho vinto la batteria, arriva lì Ancillotti col carburatore nuovo, metti su anche questo. Ho messo sul carburatore nuovo e ho vinto anche la finale, e quindi lì è stato forse, per quella famosa gabbietta, mi ricordo, la gabbietta della Vespa delle officine di mio papà, io ho cominciato un'attività che ho cominciato a farmi vedere, diciamo, dalla casa, quindi dopo sono diventato ufficiale a Cillotti, ho vinto il campionato e avanti. Dopo sono passato alla Villa, richiesto da Francesco, e ho cominciato a vincere che di là. Se vai avanti a spiegare così, penso che a fine appuntamento vado a comprarmi una scatola di montaggio di una moto, anch'io, e provo ad esercitarmi. Andiamo quando arriva il mondiale e quando arriva quindi la tua esperienza con la Yamaha Belgarda al tempo, vero? Sì. Yamaha Belgarda, io ho cominciato nell'81, cioè quindi ho fatto fino all'80 con Francesco Villa. Con le Villa hanno cominciato ad arrivare le moto giapponesi ed effettivamente erano più performanti. Con Francesco Villa avevamo provato, cioè, a parte che avevo vinto il campionato italiano senior 500, ero andato a fare anche i mondiali, avevo fatto anche delle buone, mi ricordo di un motocross delle nazioni in Francia a Cognac, sono addirittura partito in testa, ho fatto quarto di una manche, quindi con la Villa. Però si vedeva, stava arrivando questi giapponesi e mi trovavo proprio piloti. Nel caso di Villa erano sicuramente molto più interessati comunque a vendere le moto, erano meno dediti a fare cose nuove, a spingere. E lì le prime giapponesi, insomma, ho avuto la possibilità di provare, cioè ho avuto questo contatto con la Yamaha Italia, che si chiamava Belgarda, e mi hanno un po' agganciato. E da lì ho cominciato i campionati italiani, ho fatto secondo, uno per un'ernia, un altro per un incidente, vabbè, sempre cadute in una spalla che mi era lussato, e un'ultima ho perso il campionato italiano, ho perso di mezza moto insieme con Magarotto, l'ultima gara giù a Malagrotta, mi ricordo nell'83. Da lì ho fatto 2 belle gare del mondiale, invece la prova di Gran Premio d'Italia qua al Bettone, all'Olo, e avevo fatto una l'anno prima in Lussemburgo, che avevo fatto secondo nel Gran Premio di una prova del mondiale. Quindi con la Belgarda
a chiedere alla Yamaha se si poteva avere un mezzo ufficiale. E la risposta è sì, potrebbe essere, ma devi migliorare sui terreni Sabbiosi, sabbiosi. esatto, E esatto. quindi ti dicono, guarda, prova ad andare a fare Vai a farti una Dakar di quest'anno. Vai a fare. È cominciata la moda. 1985. Beh, io ho cominciato, 84, no, me l'avevano prima già chiesto 84. nell'84. 84 ho detto di no e ho chiesto di provare un'altra gara prima di una Dakar che mi sembrava, l'avevo già vista che era bella Bella tosta. strana. E fatemi provare. E ho fatto ottobre 84, ho fatto il rally di Faraoni per cominciare la cosa. Per prepararsi a gennaio 85 la prima Dakar. Che partiva da Versailles. Sì. Sì, Erano faceva 1000 chilometri per arrivare a traghettare. 1300 km 1300. giù a fare tutta la traversata Francia con le varie, per strade normali, non per autostrada, per arrivare a Sète e imbarcarsi per andare in Algeria. Da neofita della Dakar arrivi terzo, La prima l'ho fatta terzo, sì, sono stato in anche testa. in testa. Stato in testa per 10 giorni, fa conto. La gara era di 21 giorni, 3 settimane durava in Cos'era? quegli 14.000 chilometri? anni. Sì, 13.000, 13-14 ogni anno li cambiava, forse quell'anno era 13.000. Però era 3 settimane. E ne ho fatte in testa, fa conto 10 giorni li ho fatti in testa e poi cominciavo a avere mancanza di ricambi, di assistenza, perché la mia assistenza, quella di Belgarda, si era fermata, avevano rotto i mezzi. Quindi cosa facevano? Assistenza, fra virgolette, selvaggia, nel senso riuscivano a portare la roba e lasciarla in certe zone nelle città dove facevamo tappa, Dove tappa, certo. e dopo col direttore sportivo con un taxi a prendere la cosa e dopo trafficare. Quando partivo al mattino con le gomme nuove, l'organizzatore è il famoso Thierry Sabin. Come mai? Ah, me la sono fatta prestare da uno. Come mai c'hai le ruote nuove? E così. Quando ho fatto una notte famosa che sono arrivato al mattino tardi, ho fatto una notte, una tappa annullata a metà gara, quindi diciamo il giorno prima, annullata una tappa a metà gara per tempesta di sabbia. Fermi in mezzo al deserto e io avevo quel famoso problema di un motore, me l'ho fatto aiutare dai francesi a cambiarlo, ma ho dovuto cambiarmelo me e dopo dormire lì sopra un cartone. Non avevamo niente di assistenza. Il giorno dopo, la seconda metà tappa più la tappa del giorno dopo. Totale, dopo siamo arrivati al mattino, io sono arrivato al mattino, dovevo arrivare entro alle 8 perché alle 8:30 partiva la tappa, avevo il tempo alle 8. Io ho pensato di essere arrivato in orario, ho consegnato il cartone e sono scappato ad andare a mangiare perché dico fra poco bisogna ripartire. Quando era ora alle 9, era ora di partire, invece di 8:30 erano spostati alle 9, eravamo in 6 piloti solo. E detto no, fermiamo la tappa, aspettiamo che arrivino tutti gli altri. Alla sera, pronti per partire il giorno dopo, viene fuori la classifica, sono secondo perché ho preso una penalità su questo trasferimento. E allora sono andato a reclamare, siamo andati a reclamare al famoso Thierry Sabin. Dice, guarda, va bene così se la Dakar, se va bene così se no ti squalifico per l'assistenza selvaggia che ogni mattina te parti con le ruote, no. Aveva sempre ragione lui. Quindi dico, va bene così e via. Quindi io ho perso quella gara lì per un trasferimento, cioè per il ritardo su un trasferimento di una tappa annullata. Ascolta, però mi hai raccontato, poi vediamo se riusciamo a proporre qualche immagine delle Dakar. Penso che abbiamo individuato che siano delle immagini riferite alle prime Dakar di Franco. Tu mi hai raccontato che hai capito l'importanza della Dakar quando sei rientrato e il casellante, esistevano ancora i casellanti, quando sei andato a pagare il pedaggio per uscire a Vicenza Ovest, hai detto, ma è Franco Pico. Esatto, ti aveva riconosciuto. No, la differenza è stata, cioè io, per dirti, durante la gara, dico, spero solo che finisca, che però... E ti eri anche detto, e non torno più.
No, basta, ma che cavolo di gara, dicevo, giù qualche parolaccia, ma cosa si fa? Non ha niente a che vedere col motocross, con tutte le robe di un campionato del mondo e via. Dico, basta, se arrivo. Ma addirittura durante la gara era difficile, era complicato fermarsi, quindi bisognava continuare a restare con la gara, fare le tappe e tutto, era meglio piuttosto che fermarsi che eri abbandonato in mezzo all'Africa. Si potevi rimanere lì una notte, un giorno e non ti E recuperava dopo, nessuno. e dopo non trovavi più nessuno, dopo non c'era più nessuno che poteva, cioè, hai capito? Era meglio restare con la squadra e tutto. Da lì, ok, accetto, andiamo avanti e sono arrivato terzo. Dico, però basta, che cavolo di gara. Anche perché lì non si capiva niente, lì, cioè, queste difficoltà di parlare con l'organizzazione, di vedere queste problematiche sulle classifiche e via. Quando arrivo a casa invece c'erano, a parte il casellante che è stata la prima sorpresa, il casellante diciamo del casello era quello di Alte di Montecchio e lei Franco Pico, ah sì bene, ok, e a casa c'era l'arco di trionfo, già lì ho visto i striscioni e tutto. Dopo da dire il perché ci fosse stata quell'annata, questo entusiasmo di vedere la gara, l'ho detta io un po', si discuteva, è stata, se chi si ricorda, l'80 gennaio 85 la grande nevicata. Grande nevicata. Erano tutti a casa. Tutti a casa a guardare in televisione. Ecco, quindi forse anche quello mi ha aiutato insomma a diventare famoso. Ascolta Franco, 85, prima esperienza, peraltro i giapponesi ti dicono, "Oh, guarda sei anche bravo, quindi ti diamo la moto ufficiale, ma per fare le prossime, Sì, le infatti, prossime Dakar." dal discorso quando sono tornato a casa, sì, ti diamo la moto ufficiale, ma per farla da casa, il motocross, tienilo come allenamento. Quella prima esperienza ti fa credere di essere molto bravo. Difatti l'anno successivo, l'86, arrivi decimo, quando probabilmente eri partito con altre Lì sono partito aspettative. deciso e sono caduto. No, quello che è stato, diciamo, bello e la soddisfazione più grossa che ho, diciamo, provato ed è stata forse quello che mi ha anche fatto, che mi ha formato in tutto, era che col discorso di questa moto ufficiale Yamaha, ok, però non sapevano come farla, cioè dovevano avere delle decisioni per come costruirla e quindi io ho dovuto dare delle mie indicazioni Sullo sviluppo. per lo sviluppo e ho avuto diciamo anche la fortuna di poter, come si può dire, tastare, cioè qualcosa, si faceva provare molto materiale per vedere qual era meglio. Da lì mi sono proprio formato. Per dirti, nelle gare che ci sono adesso, ci sono i collaudatori nelle case ufficiali, tutte le case hanno dei collaudatori che tastano e dopo la danno al pilota. Nel caso di Dakar non ci sono piloti collaudatori, non esistevano e quindi la moto per essere costruita avevano bisogno delle mie indicazioni, mi facevano la moto su misura, insomma. Sì, diciamo che sei diventato di ingegnere, cui- ingegnere ad honorem. Sì, ma Però spiegami una cosa. mi hanno fatto andare anche in Giappone. Bravissimo, lo so. Ecco, Eh. appunto, con gli ingegneri giapponesi, come dialogavi? No, inglese. Ah, proprio secco così. No, io effettivamente fra le scuole che mi sono dedicato, mi ricordo sono andato a fare il corso serale, cioè il francese si studiava a scuola in quegli anni là, già le medie. E chi studiava, dopo, sì. e dopo ho fatto anche Rossi. E chi studiava? Però mi sono accorto che era sicuramente importante, mi ricordo, sono andato a fare un corso serale di inglese, ma questo quasi ancora per il motocross lo spingevo. Dopo che ho visto che lo studiare mi aveva dato tutti questi vantaggi, giri per il mondo, bisogna sapersi muovere, parlare e capire diciamo di tecnica ed è tutta un po', io posso dire, il Rossi mi ha formato. Ti riporto alla Dakar, perché poi arriva l'edizione 88 e quella 89 dove fai 2 secondi posti, con Sì. molto rammarico. Il secondo ha vinto un italiano, Eddie Orioli, il primo invece mi pare un francese, nell'88. Sì, Cosa è successo? Gilles è un francese, sì. Esatto, cosa è successo? L'anno che ha vinto l'Alé forse... Sì.
E cosa è successo l'anno che ha vinto Orioli? Allora, l'anno che ho vinto con Orioli, È io, vero che si era nascosto? sì, In no, io ero quell'ultima- nettamente in testa lì alla tappa di riposo, che è a metà gara, il famoso Agadez. E sulle tappe successive c'era poco vantaggio. Ma la tappa del giorno dopo l'ho vinta io e Orioli addirittura è caduto e si è lussato una spalla. Tu hai detto è fuori. E fuori, ma anche, no, ed è come dicevo prima, anche fermarsi non è facile quando sei in mezzo all'Africa. E lì ha avuto quasi la fortuna, diciamo, è ben considerato un uomo fortunato, anche lui, ma anch'io sono fortunato per tutto quello che ho fatto. Però nel caso suo è stato curato dal medico, che era un medico che avevamo nella squadra nostra l'anno prima, va bene, a parte quello. L'ha ben curato, l'ha fasciato e via. Il giorno dopo c'era una tappa annullata che abbiamo dovuto fare solo in trasferimento, perché mancava un permesso su una città che c'era stato dei tumulti su un carcere. E questo si parla della Nigeria, in Nigeria. E quindi lì ha avuto la giornata di riposo, andando in moto, però senza fare la gara. Il giorno dopo, pronti via, allora cioè, si partiva in ordine di classifica, primo io, secondo, terzo lui e tutti gli altri. Arriviamo, mi ricordo, a un incrocio, a un T, e dovevamo trovare il controllo timbro, cioè per dire siamo giusti, e poi si continuava il percorso. Arriviamo a questo ipotetico punto e non c'era il controllo. Quindi cosa succede? Quello che succede anche adesso, se c'è qualcosa che non va bene, si rallenta, comincia dal piano e arrivano tutti, e lì decidere cosa facciamo. Beh, siamo tutti, andiamo avanti, non c'è il timbro, e andiamo avanti. Da lì il sapere se si è giusti, o quando cominci a fare varie strade, cominci a avere delle imprecisioni sui dati, diciamo, di questo roadbook. E allora c'era da scegliere che strada fare. E io, la cosa semplice che io guardavo gli avversari, cioè quindi dal mio punto di vista, loro guardavano me per cercare di battermi, io guardavo loro sì, stare attento a chi scappasse o cosa come, e a un certo punto via da una parte, no, ho sbagliato, via da un'altra, guardo, conto tutti e manca Orioli. Poi dico, sicuramente A mai la spalla. a mai alla spalla e si è ritirato, cioè, il giorno prima gli è andata bene perché c'era un trasferimento. Il giorno dopo, questo qua non ce l'ha fatta, non c'è. Infatti non c'era e trovo tutti gli altri. A un certo punto prendiamo una direzione, addirittura mi ricordo con il famoso Hubert Oriol, tira fuori la cartina e la bussola, dai prendiamo questa direzione, dobbiamo assolutamente incrociare la pista che non trovavamo. Allora, sì, proviamo, troviamo la pista e giù si comincia, boh, la pista è giusta, via. Io vedo per terra 3 tracce, miseria. Allora giù a manetta lì, e lì è una cosa che per esempio andavo bene in quegli anni là, nel rispetto di certi i piloti più forti francesi, ma non erano dei crossisti, andavano piano ma erano bravi navigatori. Quando io ho trovato l'indicazione giusta, a manetta mi sono messo a seguire la pista che era giusta. Allora trovo il terzo, trovo il secondo e arrivo, diciamo in tappa, che vedevo che c'era una traccia solo davanti. Arrivo all'arrivo, trovo il mio direttore sportivo, bene, dice, secondo me chi è arrivato? Orioli. Come Orioli? Sì, dice, mezz'ora fa è arrivata. Dico, santo, dico, dov'era? Quando gli ci siamo ritrovati, che dopo si va a mangiare, si capisce, sì, no, io a quel punto avevo capito, mi sono fermato, voi avete fatto casino, siete andati avanti, invece quello che ha spiegato, lui si è nascosto, ha aspettato che tutti vanno via, non si è mosso, ha capito dove era il punto da partire, ha aspettato e via, e lì te l'hai fregato. Il giorno dopo, per sperare, dico, beh, insomma, lo rimonterò il giorno dopo e tutto, e lì ha cominciato una tappa che io sono caduto, ho fatto un bel botto,
che mi manca ancora Una mezz'oretta di di tempo, buio ti è rimasta. mi manca ancora, però sono riuscito a ripartire, mi hanno aiutato i miei compagni e via. E dopo abbiamo trovato addirittura Orioli che aveva pieno di olio, dico questo ha rotto anche il motore, però era un bicilindrico e è riuscito a arrivare. Ha avuto l'aiuto dei francesi che gli hanno dato il motore, insomma alla fine non sono più riuscito a rimontare e ha vinto Orioli. Però ha vinto Orioli, ma nelle categorie monocilindriche Il monocilindrico l'ho vinta io, sì, avrebbe però vinta per 2 volte Franco Picco, che va ricordato, poi ha vinto anche 3 volte il rally delle piramidi e 2 volte i faraoni. E in Egitto sono di casa. in Egitto ti Beh, però ti allora a conoscono. raccontare che quella di Gilles Lallet, l'altra, c'è anche lì. L'altro secondo posto, L'altro secondo posto, c'ho da rimpiangere un fatto che in Libia, una delle tappe più difficili fra Libia e entrata in Niger, manca un rifornimento, non c'è questo rifornimento. E quindi, ok, bisogna andare avanti e cercare di salvarsi. Andavamo in giro sui paesini lì che abbiamo trovato a cercare benzina. E quindi ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati alla fine. Nella giornata Gilles Lallet ha rotto il motore, che erano con le Honda Africa Twin i primi prototipi, ha rotto il motore. Quindi, diciamo, è arrivato il mattino, cioè l'assistenza sua gli cambia il motore in pista, è arrivato il mattino. Quando è ora di partire al mattino per la gara, dice la tappa di ieri viene annullata perché mancava il rifornimento. Quindi sì, bravi, vi siete salvati, però come regolamento mancando questa cosa la tappa è annullata. Sul più bello, Gilles Lallet non ha avuto la penalità che ha avuto. Che ti avrebbe permesso di andare No, io al dopo comando. ero in testa e tutto, ma dopo lui mi ha superato. L'ultima parte nella savana con la sua guida, lui era un bravo endurista, mi ha battuto. Però da rimpiangere il fatto che lui in quel giorno lì avrebbe preso almeno 5 ore di penalità per il cambio motore. Ecco, quindi anche quella è andata. Da lì 1 e 2 perse, fate secondo, però come concetto abbiamo perso. E quindi la Yamaha ha deciso di cambiare il moto, passiamo ai bicilindrici, perché io ero quello che insisteva per i mono. Il francese addirittura, il capo francese aveva insistito, aveva proposto con il 4 cilindri. E dopo abbiamo trovato una via di mezzo con un bicilindrico, il nuovo, il Super Ténéré, bicilindrico, e che abbiamo cominciato, che però con tutte le sue difficoltà. Infatti quell'anno dopo col bicilindrico ho fatto quinto. Ascolta, ma valeva di più il coraggio o valeva di più il senso dell'orientamento in quelli Dakar dove la tecnologia non era così esasperata come è oggi? Beh, il senso di orientamento sicuramente è più importante. Quello del coraggio è discutibile, perché il coraggio di andare a manetta può sembrare un vantaggio, ma non paga. Cioè, bisogna avere più testa di farlo quando si può. Cioè, almeno in quegli anni là, la dimostrazione, tanti motocrossisti, tanti cose ci hanno rimesso che la pelle lì, cioè c'è più di qualche nome che manca nella lista. Vabbè, adesso anche per l'età magari, ma la navigazione è stata sicuramente la cosa più importante. E l'altro punto a favore in quegli anni era conoscere la meccanica, sapere gestire i mezzi, capirli prima di romperli. Cioè non era il pilota che adesso, classico, adesso devono solo accelerare, pensa andare forte e l'azienda pensa, però se il motore si sta rompendo, che cominci a sentirlo, è meglio risparmiarlo, non romperlo e fermarsi, o se no consumare le gomme o il consumo della benzina, e quindi tutto in automatico. L'autonomia è buona. Dopo quella della navigazione è sicuramente la parte più importante. Abbiamo visto anche in alcune immagini che forse possiamo anche riproporre. Spiegaci un attimo, quando ci sono queste dune altissime dove non si vede oltre e vi si vede andare ad una velocità che oggi sarebbe da ritiro della patente, voglio dire, ecco. Cioè, lì non c'entra l'orientamento, lì c'entra il coraggio, voglio dire, perché sabbia va bene, ma No, allora, ogni tanto qualche pietra che rotola la trovi o no?
No, ma l'orientamento, cioè lì si guida con un roadbook, Sì, cioè non è che si va a caso, devi seguire un roadbook. Se tu stai facendo la navigazione giusta, ti trovi sui dettagli del roadbook, che quando c'è qualcosa di molto pericoloso viene marcato 3 punti esclamativi, 2 punti esclamativi, un punto esclamativo. Addirittura sul 3 a volte c'è anche la testa da morto con le ossa incrociate per farti capire del pericolo. Quindi l'importante è seguire comunque la navigazione, ma quando parlo di navigazione non è che dico io sono bravo perché guardo le stelle, devi essere bravo a leggere gli strumenti e i dati che ti dà, che sono su questo roadbook. Quindi più che altro la bravura può essere leggerli, capirli bene, perché sono da interpretare, perché è come la famosa caccia al tesoro, ti danno dei simboli, ti danno dei riferimenti, dopo c'è la direzione in bussola, quindi devi avere le note che ci sono su questo roadbook e gli strumenti da leggere. Da lì, se sei giusto, al chilometro 124,42 c'è un pericolo a 3 punti esclamativi, però se tu non sei giusto con il chilometraggio, magari sei in ritardo, lì ci arrivi pensando che sia tutto bene e via, quindi è lì la problematica. Quindi il discorso, tutti i posti che si vedono, se sono quelli descritti dal roadbook, c'è spiegato che livello di difficoltà c'è. Dopo è logico, non si può andare... Franco, io cerco di capire, però un conto è leggere il roadbook al semaforo, un conto è... Esatto, Cioè, un conto è leggere... no. Quella può essere la cosa importante. No, ho l'impressione In che base sia quella. scegliere, decidere la velocità o il tempo giusto per leggere e capire bene lo strumento prima di decidere di intraprendere un'azione. Quindi anche lì la bravura, perché è come dire, bisogna guardare un occhio sul roadbook e un occhio avanti, quindi bisogna quasi dividere a vista un occhio di qua, un occhio di là, e via. O se no devi capire quando ti concentri sulla lettura, devi essere sicuro che hai visto e hai guardato in avanti che c'è la tranquillità di poterlo fare. La Dakar vera, quella vera, finiva lungo il lago Rosa. Cos'era il lago Rosa? Beh, vera, non è questione di vera, perché sono tutte quella- vere, quella- sono tutte vere. sì, Le quella- prime finivano sul lago Rosa, sulla spiaggia di Dakar. di Dakar. E il famoso lago Rosa è un laghetto appena all'interno, diciamo, della spiaggia, c'è la spiaggia, un po' di vegetazione, e un po' all'interno c'è i laghetti, che sono laghetti salati, perché a volte sono comunicanti. E l'arrivo ormai è deciso, imposto, e l'ultimo pezzo c'era la partenza che la fanno anche adesso con l'Africa Race, un pezzo di spiaggia che si fa lì a manetta con partenza in linea, e dopo a un certo punto si entra in questa vegetazione, sabbia, mezze dune, giro attorno al lago, che anche questo ha tutte le varie complicazioni, perché può esserci di tutto, a parte anche, ma dico per dire, pescatori che lasciano magari degli strumenti, delle barche o dei remi, devi stare attento un po' a tutto. E comunque attorno al lago, ma che si parla quindi di bei 10 chilometri, e dalla parte di là del lago c'è l'arrivo. Da lì dire il lago Rosa è un lago un po' particolare che ha questa colorazione a certi orari e viene sfruttato così. Da lì tanto è designato per essere la passerella per arrivare, ma a volte manca ancora, c'è qualche distacco di 30 secondi, di 10 secondi da correre, allora a manetta per cercare di superare, di fare il risultato che può essere preso all'ultimo momento, che però è più pericolo che vantaggio. C'è stato in queste tue tante partecipazioni il tempo per entrare a contatto, per conoscere le popolazioni dei paesi che avete attraversato un poco? No, si fa cioè, la gara effettivamente passa per i paesi nei trasferimenti, e quindi puoi fermarti che sia per mangiare o per bere o per fare i rifornimenti, dove viene sempre comunque segnato. E quei tempi là bisognava assolutamente sfruttare. Adesso sempre meno, adesso
anche per discorsi di sicurezza o anche per discorsi diciamo, di regolamento particolare, deve essere tutto ben indicato dove, come, quando. I primi anni là era un'avventura e dovevi capire giostrartene. Quindi sfruttare la popolazione anche per avere anche delle indicazioni di come, dove si andava e ti davano magari già degli aiuti, quindi potevano essere delle domande da fare se riuscivi a parlare e capire i dialetti che sono francesi, però tutto in francese dialetto. Ascolta, a proposito di popolazione, quando ad un certo punto, perché l'Africa non è più stato possibile organizzarla, vi siete spostati in Sud America e poi nei paesi arabi. A proposito di Sud America, mi pare che una volta attraversando la Bolivia, ad un arrivo di tappa, vi abbiano accolti con una collana di foglie di marijuana, di coca. Sì, Beh, un benvenuto originale quantomeno, insomma, quindi un po' di popolazione l'avete conosciuta, l'ospitalità mi pare. No, allora quella della coca, ma addirittura ne ho portato a casa questo collana, che dopo è un po' rischioso, però c'eravamo un attimo è rischioso portarla a casa. No, ma fermo, ma i posti, è una roba impressionante, trovavi i sacchi di foglie di coca che per i locali servono per fare quella famosa pallina che mettono in bocca e che per andare a lavorare o per andare in altitudine è un anestetico e via. Però, a stringerla un attimo, con un sacco di foglie di coca si fa 1 grammo di cocaina. Quindi, però, da dire, è quasi un simbolo per loro, cioè, hai capito? Era farti belli contenti, mostrarti, darti una collana di coca. Per noi era tutti là a stare attenti, di cui dopo si è anche capito che c'è stato anche chi ha trafficato in quei posti là con i trasporti del ritorno e sono stati beccati. Ascolta Franco, a proposito di altre Dakar, quando siete andati in Sud America, quando poi siete nei paesi arabi, grande caldo e grande freddo, avete anche preso la neve in una edizione? No, allora, il problema, la gara da Dakar è sempre stata, diciamo, attorno al 1° di gennaio, potevo partire Natale, però fino al 15-20 di gennaio. In Europa, quindi Algeria e giù, freddo d'inverno, e cominciavi magari ad arrivare verso Dakar, l'ultima parte, nella parte equatoriale, si stava già meglio, addirittura Dakar maniche corte, quindi avevamo assolutamente l'abbigliamento da due temperature sulla Dakar africana. Quando la gara è stata spostata in Argentina, ed è stato perché c'è stato un attentato nel 2008, c'è stato un attentato in Mauritania la settimana prima della gara. Il giorno prima di partire l'organizzatore all'ultimo briefing della partenza dice: non abbiamo la copertura assicurativa, quindi la gara è annullata. Tutto l'iscrizione e tutto il movimento veniva, come si dice, utilizzato per spostare l'anno dopo la gara in Argentina. Però la gara in Argentina il 1° di gennaio, quando siamo arrivati a Buenos Aires, c'erano 40 gradi prima di partire, quindi non correva mica a scaldare i motori. Al contrario, abbiamo trovato questo inconveniente, di cui ci sono stati dei primi problemi di piloti, disidratazioni e cose del genere, dovute alla temperatura, dovute a cose. Io potrei dirti che quando l'ho fatta la prima, sono andato a fare il meccanico a un pilota qua vicentino, che è seduto là, Alberto Ronconi, sono andato a fare la prima Dakar, che lui aveva deciso di fare la Dakar, si è spostata là, è andata a farla, io ho fatto il meccanico. L'anno dopo, e non ce l'ha fatta arrivare, io ho visto com'è l'ambiente e tutto, l'anno dopo Alberto non ha più potuto farla, dico quasi quasi vado a farla io. Sì, dai. No, più che altro perché ho visto il caldo rispetto al freddo che si pativa in Africa qua, e tanta luce, giornata molto più lunga, quindi più bello, e l'accoglienza, diciamo, della popolazione argentina, cioè sono tutti oriundi italiani e compagni, ed è stato e ho cominciato a riprendere in mano la moto, lì ecco è stata il ritorno la alla famosa passione. Che infatti, oltre ad essere ritornato, e quindi è stato il 2010
avevo 55 anni, non avevo ancora il numero imposto, cioè non Come utilizzavo nelle ultime il edizioni. numero da gara. E l'ho fatta e ho vinto la categoria marathon, 23esimo assoluto, e da lì dico Si può andare avanti. si può andare avanti. Franco Pico ha E ho partecipato ripreso a la vita. 29 edizioni, giusto? 4 in auto, 2 in camion, In cambio assistenza, sì, che però faceva il percorso. che doveva fare il che percorso doveva da fare il gara, percorso. era un'assistenza facendo il percorso da gara. E poi una edizione l'hai fatta con il quad, ma non perché ti sia scoppiato l'amore per il quad, ma perché No, mi ero appena operato, rioperato l'anca e le avevo fatte tutte e due. Cioè, allora, la prima anca mia, che è comunque un problema che avevo avuto con il motocross, l'ho fatta che dopo avevo avuto un incidente addirittura un mondiale in Svizzera, mi ricordo dell'accaduto, avevo avuto una sublussazione di anca. Una bella capottata che ho fatto a un mondiale in Svizzera nell'82, che mi sono trovato in testa, pronti via, e giù la prima di sera il pilota che era davanti ha cagliato il gas, io ho tenuto aperto, sono passato in testa, giù in fondo alla curva che c'era da fare, lì avevano fatto una gara i locali, il percorso era distrutto, quando sono arrivato in fondo, sono saltato per aria, ho fatto una capottata e lì ritirato e ho avuto questo problema all'anca. Questo qua me lo sono tirato dietro facendo il motocross. Quando si è fermata le gare della Dakar nel 92-93, mi sono trovato di problemi all'anca. Quindi nel 95 ho fatto l'operazione all'anca. Piano piano mi ha detto, ma se fai un buon allenamento, se fai una buona muscolatura, vedi. E lì è stato gli anni che ho scelto di andare in macchina o fare assistenza. Quando ho visto e avevo girando i miei viaggi in Egitto, potevo ancora andare in moto, la muscolatura l'avevo fatta, sono ripartito a fare in moto. Però dopo quasi 20 anni, 19 anni, la prima anca cominciava a muoversi, la prima protesi. era fuori garanzia. Era fuori garanzia. Allora sono andato a ripescare il dottore che me l'aveva operato, era diventato primario a Pesaro Urbino, a Pesaro. Sono andato là da lui, me l'ha rifatta. E dopo 6 mesi mi ha fatto anche l'altra. Perché dice, nel frattempo si era consumata anche l'altra. Era il famoso 2 per 1 come ai supermercati. L'anno dopo, così come consiglio, ho detto, ma se lì e lì, cose qua, se la fai col quad, sei seduto, forse... Cioè, in auto le avevo provate e non mi piaceva, o comunque era molto... economicamente era difficile. Con la storia di quad avevo trovato, appunto, amici da argentini che mi avrebbero messo a disposizione, cioè, capito? Il pacchetto... quad, assistenza diciamo e tutto. che nella convalescenza ti ha detto guardi meglio il quad della moto. Esatto. Esatto. No, ma così come idea sulla carta. Poi il quad però... No, ho fatto la prova, sono arrivato in fondo, ma non è stato per niente accattivante, dico basta, non lo faccio più. Da lì ho preso forma, tutte e due le anche me lo permettevano di fare e mi hanno permesso di fare le gare. Di cui a dire il vero mi ero iscritto alle famose Africa Race per tornare a fare le gare in Africa, perché in Sud America non c'era tutto quel deserto, tutte quelle dune tipo stile Africa. Da lì, qua in Africa era ritornata in auge, degli organizzatori avevano messo in piedi l'Africa Race, riprendendo il percorso delle ultime Dakar e arrivando a Dakar. E io sono andato a fare quelle, ne ho fatte 3. Però la terza ho avuto un problema tecnico, ho perso il tappo dell'olio. Succede. Da lì, perché ero complicato con l'assistenza, insomma ho sbagliato una procedura, ho perso il tappo dell'olio e mi sono messo a utilizzare il telefonino per fotografare, per mandare, perché ero vicino al bivacco, quindi ero ancora in collegamento col telefono e mi sono messo a telefonare, ho cominciato a fare i social. Cacchio. E avevi quanti anni? Beh, quella lì è stata nel 2018-19 e ho cominciato a fare i social. Da lì mi hanno detto, vieni a correre ancora con noi e utilizza il telefonino, lascia stare il discorso della moto, non preoccuparti per la moto. Fai più risultato col telefonino che con la moto. Da lì però, quando mi sono iscritto l'anno dopo per fare la Dakar,
che avevo comprato anche uno Squarna di quelle, perché dico, l'avevo fatta con la Yamaha, vecchia mia personale, e dico, mi vedevo passare via delle moto migliori, che erano queste famose KTM, Husqvarna, tutta questa nuova generazione. Prima di smettere dico, vorrei proprio provare una di quelle moto lì. Vorrei fare un Africa Race con una moto giusta. Avevo organizzato assistenza, preso la moto che era di seconda mano, che era di un pilota forte, era di Gerini, un pilota buono, e dico, uso questa, bella pronta, l'assistenza, andiamo a fare l'Africa Race. Ed è stato l'anno del Covid. Gara annullata. Non si fa. No, dico, appena fatto questo sforzo, sono tutto pronto, preparato, e avevo anche altri due torinesi, papà e figlio Winkler, che sarebbero venuti anche loro a fare l'Africa Race. Lui dice, cosa facciamo? Abbiamo già programmato le vacanze, abbiamo i mezzi nuovi, tutto, dai, proviamo a iscriverci alla Dakar, perché la Dakar la fanno, sono passati in Arabia Saudita E la fanno. e la fanno, mettono tutto un discorso di sicurezza e la fanno. Allora chiamo io a Parigi, c'è ancora posto, perché effettivamente era calate, c'è stato un calo di iscrizioni, c'è posto, ci iscriviamo, siamo in 3, mandiamo via le iscrizioni, ti chiedono sempre un formulario, cioè un curriculum, dice tu va bene, gli altri 2 no, non li accettiamo perché non hanno esperienza. Cioè era troppo tempo che era fermo il papà, che era un Winkler che aveva corso 20 anni prima con me. Il figlio dice no, è la prima che fanno, non le hanno permesso. Mi sono trovato da solo. Quindi me la sono fatta da solo in Malmotò, sempre per un discorso economico di risparmiare, ma anche perché non avevo l'assistenza. Se dovevo fare la stessa assistenza solo per me, mi costava 3 volte. E lo dico, l'ho fatta in Malmotò e via, e ho cominciato l'edizione Arabia Saudita, che è stato un successo in un certo senso, perché ho fatto anche lì il risultato, sono arrivato alla fine, fatta in Malmotò, e con questo famoso telefonino, i social, Un boom. tutti contenti, tutti sì, continua e vai. E infatti tornato a casa c'è stato l'aggancio con la ditta Fantic, e da lì è qua i giorni adesso che siamo ancora qua. L'ultima Siamo ancora qua a parte parlare. della tua esperienza. Siccome lei ha detto più volte, ma quanto costa fare una Dakar? Che investimento è? No, allora, si può fare un calcolo del minimo, Sì. cioè il minimo a spesa, per fare l'iscrizione, per esempio, guardando adesso, l'iscrizione della Dakar costa 20.000 euro. Una moto ne costa 30, fra un'assistenza e l'aereo, andata e ritorno, alberghi e tutti, ti vanno via altri 25-30.000 euro, quindi sugli 80.000 euro 80.000 minimo. euro. Dopo, c'è un'altra problematica per uno adesso che vuole farla. Bisogna avere una certa esperienza, quindi devi andare a fare delle altre gare per dimostrare Che hai un che, curriculum. che sei valido, che hai il passaporto per fare questa gara. Quindi hai capito, la spesa va su. è su. Farla in Malmotò, questa famosa categoria Malmotò, che vuol dire con la tua cassa e senza, risparmi i 15-20.000 euro di assistenza. Però 50.000 euro ci vogliono. Dopo la moto è vero che la moto ti resta, puoi fare anche 2-3 edizioni, se non, sistemi. se non cappotti troppe volte, sì. Esatto. Se non cappotti- Qui cominciamo a vedere la tua esperienza con Fantic, cominciamo a vedere anche i numeri alti, 66 è la penultima. Sì, infatti l'ho fatta al esperienza. 65 con lo Squarna mia, dopo ho fatto 66 con un prototipo Fantic da solo, e poi il 67, sì. Questa 66 l'ho fatta, sì, questo è un prototipo con i serbatoi fatti in alluminio, e lì con le mascherine che eravamo in pieno Covid, con tutto il problema, e lì una storia dietro l'altra, che per arrivare a fare per volare bisognava avere, come si dice, Hai fatto il test, no? Cos'era Che- eccolo lì, il Green Pass. che durava 3-4 giorni. E allora a Natale, dove vado a fare il test per poter presentarmi? E lì è saltato fuori, tramite l'amico Marchetti qua, Marchetti come Marchetti di Sì. Bolzano Vicentino, la sua compagna che lavora in ospedale a zona Padova,
dove facevano prelievi per l'inseminazione artificiale. E allora mi ha infilato dentro con questa possibilità. Nella parte giusta, spero. Sì, sì, sì. Cioè, sì, no, sì. no, voglio dire. No, no, ho potuto fare il test di domenica, era un giorno natalizio, lì con le feste di Natale, ho potuto fare il test che dopo io ho usato, diciamo, ho passato il test per potermi presentare col biglietto aereo, la cosa, se no c'erano anche tutte quelle problematiche lì. Però a ogni problema trovare la soluzione. Con Fantic, Fra conoscenze e amicizie tutto è risolto bene. con Fantic la Dakar, poi sostanzialmente continui nello sviluppo della moto e come Ambassador. ambassador. Sì. Ma perché non fai più la Dakar? Hanno messo il limite di 60 anni. E Cioè, ti hanno preso- no, e forse ero lì che continuavo con gli organizzatori che parlavano, no, la faccio, continuo, no? Hanno messo il limite a 60 anni. Per i motociclisti c'è il limite a 60 anni. Beh, tu l'hai fatta, 18-60. tu l'hai fatta fino a 67, quindi per 67, 7 anni ho fatto 7 anni abusivo. l'hai fatta franca. L'hai fatta franca. No, diciamo che l'ha messa adesso perché la stranezza del collo, se no la realtà, la Dakar sta attirando talmente così grande interesse in tutto il mondo che l'organizzatore ha troppe richieste sul lato motociclisti, che se la guardiamo la spesa minore, cioè farla in macchina, farla adesso ci sono gli SSV o i camion, ma più ruote ci sono o più persone ci sono, anche essere in due, tutto si raddoppia, tutto si aumentano. In moto è la spesa, diciamo, più economica, però questa voglia di farla in moto per tanti di tutto il mondo, l'organizzatore ha dei limiti, cioè la logistica non può Consente. aprirle a tutti. E quindi hanno messo da lì per mettere dei paletti, adesso hanno inventato che è quella di mettere 18-60. E quindi non me la fanno più fare. Sulle auto, sui camion puoi andare anche se ne hai 80, basta che hai la visita medica e la licenza che sia fatta. Ma qui in Italia la visita medica, la licenza per le moto te la fanno anche fino a 75, ma per la Dakar 60 anni è il limite. Ecco, e allora a questo punto bisogna andare a fare delle altre gare, perché l'Africa Race o il Marocco È aperta. Quella è aperta, Quelle aperta. sono aperte. No, tutte le altre gare, pur di avere partecipanti, ti fanno la categoria, ti stendono mettono il tappeto rosso. Ci avviamo a chiudere questa chiacchierata simpaticissima. Io ho conosciuto Franco al rientro dalla prima Dakar, quindi qualche anno fa. Tra le diverse volte che ci siamo sentiti, le cose che ho letto, due curiosità prima di ultime due domande. È vero che nelle prime Dakar facevate una doccia alla settimana? Ah, sì, sì. Cioè, col freddo che c'era. Niente, vero? E l'altra cosa che mi è rimasta impressa è che dicevi che in tutte le Dakar 2 alimenti hai trovato sempre: le omelette e il pollo. Ah, sempre. Cioè, se tu andavi nel paesetto per essere sicuro, cioè, perché allora, l'altro problema delle prime Dakar, nella semplicità, arrivavi, cioè noi con le moto eravamo i primi, non c'era il campo, non c'era niente, perché stavano arrivando tutta l'organizzazione e tutto, cominciavano a montare. Quindi se mangiavi alla sera, hai capito? Non era calcolato il pasto per mezzogiorno. Da lì dovevi inventarti, quindi per quello andavi nel paesetto dove trovavi lo stop e via. Da lì per andare a mangiare, quando vedevi come mangiavano, la cosa più tranquilla e più sicura era l'omelette o il pollo arrosto. Ascolta, le tante partecipazioni e soprattutto la grande esperienza ti hanno fatto sì che tu sia stato soprannominato l'africano, così tanto africano che in tutti questi anni, a parte gareggiare, hai anche avviato e continui attività di guida, perché hai avuto e hai ancora moto in Egitto per fare da conduttore a chi ha voglia di misurarsi con il deserto e con la sabbia.
È così ancora? Sì, no, io avevo cominciato lì perché in ogni cosa, per dirti quasi anche normalmente quando dici cominci ad avere una certa età, ma quando avevo 40-50 anni Sì. dico, bisogna pensare a cosa fare dopo. Da lì io ho cominciato, quando ho cominciato con il Rally di Faraoni, che è stata la mia prima esperienza, e l'ho fatta per tutte le edizioni che ci sono state fatte, ho fatto Confidenza, un paese molto bello per tutta la sua storia, facile per l'accessibilità con gli aerei, è solo un po' complicato a livello magari politicamente e tutto. Fino a un certo periodo è andata tutto bene, dopo quando ho cominciato le primavere arabe, e quando ho cominciato la storia della Tunisia, e tutto, non parliamo politicamente, il discorso capo dello Stato da Mubarak e via, ci sono stati dei problemi. Però io quando avevo cominciato all'inizio, proprio con i Rally Faraoni, e quando le ho fatte i primi anni con la Gilera, avevo portato giù 15 Gilera, d'accordo là con l'organizzatore, e facevamo questi giri turistici. Dopo le Gilera non erano magari adeguate per la difficoltà di questi posti, perché erano moto più da enduro, e ho cominciato con le Yamaha, con i TT, e prima quelli a pedale, poi quelli elettrici, e poi uno e poi l'altro, e poi ho cominciato i 450 enduro, poi sono cominciati i Suzuki 400, che ce ne ho ancora là, e adesso sto mandando giù delle Fantic, per dirti, un paese abbastanza, non complicato, ma ha delle sue regole di dogana. Io per mandare giù le moto adesso devo mandarne giù una alla volta, intestandola A una persona. a una persona. Quindi ho il mio amico fidato, quindi lui, suo fratello e il cugino, Hanno e via, hanno e ho tutti mandato moto. giù 4-5 moto. E da lì adesso c'è, che gli ultimi venuti tutti belli contenti, e passa parola senza senza tanto fare pubblicità, tanto descriverla, ma c'è. Speriamo che il paese resista. Adesso c'era stato un po' il rischio anche di quella guerra lì con Israele e Palestina, subito aveva fatto un po' di blocco, di stop. Adesso un po' sembra che c'è, ma va avanti. E quindi Ascolta, continua a farle. ancora una curiosità. Io ti ho intervistato per il giornale di Vicenza al termine dell'edizione in cui avevi il numero 67 e per trovarti mi hai detto guarda Luca aspetta perché devo andare dal fisioterapista, domani sono da fisioterapista, vabbè giovedì sono da fisioterapista, cioè, ma quante ore fai da fisioterapista? No, io finita la Dakar ho fatto una roba, cioè infatti anche adesso non è che sto bene, cioè sto bene, tutti mi dicono sei in forma, allora per fortuna che sono in forma e perché continuo ad andare in moto, però degli acciacchi ci sono, adesso ho un problema nella spalla per esempio che non mi dà pace. Ce l'ho E via. anch'io, devo dirti la verità, e non vado in moto, quindi penso che sia anche una questione No, di carta no, d'identità. no, ma però che mi sono accorto, e adesso parlando, e succede anche a altre persone, i mali ti vengono fuori quando ti fermi. Oh, Se tu continui a fare attività, boh, dopo da lì non bisogna ne esagerare, ma un po' aiuta. Quindi e anche per questo continuo a tenermi in movimento e via. E lei la famosa battuta, e allora dico, quando sono andato dal dottore, dico, cosa ti fa male? Mi fa male le spalle, ma quando è che ti fa male? Mi fa male, cioè no, quando vado in moto sto bene, dice, mi fa male quando mi siedo sul divano, quando vado a letto. Quando vado in moto sto bene, quando vado a letto. Beh, poi vai a letto con la moto. tu hai anche sperato che tuo figlio Tommaso, che ringrazio anche per la disponibilità a fornirci le immagini che abbiamo proposto, avesse la volontà di seguire le tue orme. Un po' c'è stata questa passione, siete andati insieme anche durante il Covid Durante il Covid, il periodo del Covid. ad allenarvi un pochino, poi Tommaso ha preferito la macchina. Preferito la macchina e... No, beh, dico, a 20 anni, adesso io non possiamo più riproporre cosa facevamo noi a 20 anni.
Pensa, io non me lo ricordo neanche. No, ma per dire però, dico, quello che facevamo noi non si vedeva l'ora di andare in moto, ma perché era un po' tutto l'insieme che era sviluppato, si poteva ed era così, e c'erano solo magari quei divertimenti. Adesso il mondo è completamente cambiato, quindi non è che sicuramente spingo mio figlio ad andare in moto, ma deve arrangiarsi, divertirsi e via. E dipende spesso magari dalle compagnie che possono esserci. Quindi nel periodo del Covid, un po' per farmi compagnia o perché si poteva andare in pista da cross a girare, non si poteva fare altro niente, è venuto e ha fatto e dava dei buoni segni di attività, diciamo, motociclistica. Quando ai 18 anni è arrivato l'ora della macchina, perché per spostarsi adesso, oggi come oggi, bisogna avere un'auto, e lì e anche magari le amicizie che ha trovato qualche volta, quando io sono pronto a partire per andare a allenarmi in moto, lui arriva a casa. Vabbè, la vita è questo. E così va bene così e via. Però magari penso che adesso deve solo farsi la patente della moto e magari prende in mano qualcosa che secondo me piano piano la farà. Sei iscritto già a qualche rally? No, sono iscritto, adesso sto facendo delle cavalcate, adesso ci sono magari dei fine settimana che mi chiedono di partecipare, di fare questa cosa, più che gara. Gare no, non sono iscritto niente, da decidere. Ma vuoi che sia Prima, no, ma prima di tutto devo decidere lì con Fanti come va avanti, perché loro mi stanno chiedendo, o mi hanno chiesto di fare l'ambassador, di fare il team manager, di seguire lì e di non fare l'attività. Però io se la faccio e che vorrei insistere è per stare un po' meglio di forma. Non è che non voglio, ma sicuramente non bisogna mica fermarsi a sedersi sul divano e... capito? Il divano... Però ecco, da lì dico... Anche in questo caso si utilizza la testa, come anche per fare una Dakar bisogna lavorare di testa. Assolutamente, cioè non sedetevi a manetta sul divano, cioè a manetta come sa fare Franco Picco, avete capito perché è la leggenda del rally. Io ti ringrazio dell'amicizia, ti ringrazio per questa testimonianza che è stata coinvolgente e ci rivediamo quando rientri da uno dei prossimi rally che ce lo racconti. Grazie a Franco Picco. Grazie. Grazie Luca. Chiudiamo qui questo terzo appuntamento con Talenti che è stato realizzato grazie alla collaborazione con Fondazione degli Studi Universitari di Vicenza, Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università degli Studi di Padova, grazie al Presidente motociclista Dalla Fontana e grazie a GSM, AIM, BVR, Banca Veneto Centrale, AZ Farmaceutici e ancora al Centro Commerciale Palladio, alle Pelletterie Palladio e a Garzadori che ci aspetta adesso perché c'è un terzo tempo. Siamo arrivati alla tappa e quindi c'è un fermo tappa e condividiamo un aperitivo insieme con gli amici che sono venuti a trovarti. Grazie a Franco Picco. Grazie.